La trasmissione è offerta da Pasta di Sardegna, pasta fatta in Sardegna da gente di Sardegna. I forni sono in funzione nel laboratorio artigianale di dolce e salato a Riola Sardo, dove Teresa ci prepara quale dolce oggi? Oggi prepariamo le pardule, una ricetta antichissima con degli ingredienti semplicissimi. Gli ingredienti base per preparare le pardule sono semplicissimi: ricotta fresca, poi uova fresche, zucchero, arancio e limone grattugiati e un pizzico di zafferano. Prendiamo la ricotta, lo zucchero, amalgamiamo bene la ricotta con lo zucchero, deve essere liscia, morbida, lo zucchero deve essere un tutt'uno con la ricotta. Poi prendiamo le uova, per una questione di igiene non poggiamo mai le uova sul tavolo, per cui tagliamo, separiamo la chiara dal tuorlo, mettiamo il tuorlo separato dentro il contenitore, versiamo il tuorlo nell'impasto, poi mescoliamo bene tutto, quindi le uova, lo zucchero e la ricotta, amalgamiamo lo zafferano, per cui diventerà ancora un impasto più morbido e cremoso, poi uniamo l'arancio e il limone grattugiato e impastiamo tutto insieme, arancio e limone grattugiato insieme a ricotta, zucchero e tuorlo d'uovo. Una volta che abbiamo preparato l'impasto dobbiamo preparare l'involucro con la semola, lo strutto e il sale, un pizzico di sale e ovviamente l'acqua che serve per amalgamare tutto, acqua e sale, possibilmente calda. La composta di semola, strutto, sale e acqua viene fuori un impasto omogeneo, elastico, che deve reggere comunque il composto, che si chiama pasta violata. La appoggiamo qui, la stendiamo sottilissima con il mattarello, la ritagliamo così, ne ritagliamo ancora un altro cerchio e diversi cerchi, prendiamo l'impasto di ricotta, ce lo portiamo qui davanti, prendiamo questo e praticamente così, molto semplicemente, li uniamo insieme e formiamo la pardula. Ecco qua, la pardula è pronta, la mettiamo in teglia. Una volta che le abbiamo sistemate in teglia, vanno messe in forno a 200 gradi circa per un tempo di 3/4 d'ora. E ora le mettiamo in forno, ci mettiamo una spolverata di zucchero sopra e le pardule sono pronte. E ora il tocco finale della professionista dei dolci e ci sono delle alternative, quali? Okay. Allora, una con lo zucchero, una glassa di zucchero, una con lo zucchero semolato, l'altra col miele che è quella che preferisco, che è un miele buonissimo, e una con la sappa, che è il succo dell'uva cotto, in questo caso di vernaccia, che ha un gusto asprigno ma ottimo. Per parlare del liquore da sorseggiare insieme alle pardule siamo nel paradiso degli amanti del mirto. Dove siamo, signor Carlo? Ma siamo esattamente a Santo Lussurgio. Ecco i bicchierini con il mirto. Partiamo con il primo approccio, quello che si consiglia in genere ai turisti. Come si presenta questo mirto? Diciamo che questo mirto, come colore chiaro, essendo un mirto che ha già quasi un anno di vita, non si presenta come il colore originale. Il colore originale del mirto è generalmente un colore violaceo, quindi è molto più affascinante e molto più accattivante. Sentiamo gli odori, i profumi. Si allarga in bocca in modo omogeneo, quindi si sente comunque il frutto. Pur essendo di bassa gradazione, comunque riusciamo a sentire quelle che sono le peculiarità e le qualità del mirto. Ecco, per chi è abituato a bere mirto, questo è chiaramente leggerissimo. Questo è leggerissimo, però va bene appunto per chi non sopporta molto bene l'alcol. Il mirto più forte ora? Il mirto degli Uru
dal sardo un mirto fatto bene, un mirto a regola d'arte. In bocca sicuramente sentiamo l'alcol, però questo è un mirto comunque per gli amanti del mirto, è un mirto che riporta e ci ricorda un po' il mirto fatto in casa, il mirto di nostra mamma, il mirto di nostra nonna. Quindi già in bocca sentiamo, oltre che i profumi, sentiamo che ci lava la bocca, perché l'alcol comunque ha il potere di sciogliere in bocca tutto quello che magari poco prima abbiamo mangiato. E poi ci rilascia quel retrogusto amaro caratteristico, quell'asprigno caratteristico delle bacche del misto. Perfetto, dove lo possiamo trovare in commercio, sia questo che gli altri chiaramente? Tutti i nostri prodotti, essendo una piccola azienda artigiana e quindi a conduzione così di piccola impresa, siamo solo esclusivamente nei negozi specializzati, nei negozi che danno attenzione e valore alle piccole chicche di produzione territoriale. Ecco, abbiamo conosciuto tutti i segreti del mirto in questo caso e quindi non ci resta che darvi appuntamento alla prossima puntata. A tutti e arrivederci.